Va ora in onda la chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con il Sussidiario TV, presenta la chiusura delle borse di oggi. Una buonasera e ben ritrovati alla nostra consueta finestra per andare a vedere come sono andati i mercati europei alla fine della giornata. Vento positivo in generale sulle piazze delle borse europee. Apriamo con Milano, FTSE MIB che registra un più 1,5%, Parigi 1,84% in positivo, Madrid segna un aumento del 2,29%, la piazza che performa in maniera migliore nella zona europea, Francoforte più 2,03%, Londra 0,22%, chiudiamo con l'Eurostoxx che segna un più 1,92%. E io vi ringrazio per l'attenzione, vi rimando al prossimo approfondimento sui risultati delle borse italiane ed europee. Avete ascoltato la chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con il Sussidiario.